amici e amiche appassionati di grande futsal, buon pomeriggio e ben ritrovati alla Pala Cosenza o Pala Ferraro di Cosenza, che dir si voglia, per assistere tutti insieme a questo match valevole per la seconda giornata e penultima della fase a gironi di questo TDR categoria femminile. Appunto scenderanno in campo Toscana e Veneto quest'oggi per contendersi i 3 punti che potrebbero valere tanto, davvero tanto nelle economie di questo girone, che vede le leonesse in questo momento al primo posto con 3 punti totalizzati nella giornata di ieri contro Bolzano per 5 reti a 3 a Casali del Manco. Si salutano in questo momento le squadre, la Toscana che invece ha pareggiato nella sua gara d'esordio. Appunto le squadre si salutano agli ordini del direttore di gara. Abbiamo visto anche il saluto tra i 2 capitani, Sara Giacchetti e Adriana Chiaradia. Siamo dunque prontissimi per assistere a questo match, a appunto far decollare le emozioni alla massima potenza. Il 5 di tutte le protagoniste in campo con i propri dirigenti. Ovviamente le squadre puntano a caricarsi il più possibile per questa sfida che varrà davvero tanto, come dicevamo poc'anzi, nelle economie del girone. La Toscana deve vincere obbligatoriamente e poi puntare a compiere lo stesso compito, appunto compiere la stessa cosa nella gara di domani. Foto di gruppo per le nostre leonesse che quest'oggi scendono in campo in maglia azzurra, maglia rossa invece per la Toscana, che ha segnato solo un gol nel pareggio per 1-1 contro il Lazio nella sfida di ieri, rete messa a segno dalla classe 2003 Erika Tesi, a testimonianza di tutto il suo talento, una giocatrice davvero giovanissima, non la più giovane però di quelle a disposizione di Giovanni Carboni, perché troviamo anche due classi 2007, Susanna Peraldo e Melissa Calò, oltre a una classe 2008, Sofì Poletta. Dunque una Toscana che segue la linea verde, punta fortemente sulle proprie giovani. Ricordiamo che nel torneo delle regioni è consentita la convocazione di calciatrici per la categoria femminile sino ai 26 anni, ma ovviamente è consentito anche prediligere la linea verde, come abbiamo detto in precedenza. È consentito ovviamente anche convocare delle calciatrici molto più giovani. Primo calcio al pallone di questo match che verrà dato dalla Toscana. Andiamo a leggere un po' gli starting 5 delle 2 squadre, in particolare quello del Veneto, che scende in campo con Francesca Pilloni a difesa dei pali, Beatrice Primolani in posizione di centrale, 1-2-1 completato soprattutto da Anna Valente e da Ariana Chiaradia, il capitano della formazione veneta. Sulla laterale sinistra troviamo invece chiaramente Caterina Franceschini. Fischio di inizio che viene dato in questo momento. Inizia dunque la sfida di Cosenza con il primo pallone manovrato dalla Toscana, che però viene subito espropriato dalla suddetta sfera, e dunque Pilloni può andare alla rimessa in gioco. Franceschini all'indietro, Valente, ancora Primolan, lascia con il tacco alla compagna, fraseggio del Veneto con calma senza dover frettare i tempi della manovra. Ancora Franceschini, Chiaradia attende in profondità, il suggerimento viene invece dettato proprio su Caterina Franceschini, esce Martina Luongo e fa su il pallone. Ora Poletta scava il pallone un po' imprecisamente, senza calibrare al meglio delle proprie possibilità questa sfera. Salutiamo tutti quelli che si sono connessi in diretta, in particolare Mattia Maso e Lepanto 1571 che ci hanno salutati. Mattia Maso in particolare ci chiede di salutare il mitico René Ferrazzo, bomber del Miti Vicinalis,
e subito accontentato il nostro amico. Salutiamo il grande René che evidentemente ci segue in diretta. Pressing feroce di Franceschini che espropria del possesso Erika Tesi, e ora Chiara Dia può involarsi sull'out di destra, trova la deviazione, trova calcio d'angolo. Altra buona occasione creata dalla Veneto a 18:53 dal termine del primo tempo, quando siamo dunque nel vivo del terzo minuto di gioco. Corner mal sfruttato dalla formazione veneta e dunque la Toscana può lanciare il contrattacco con Susanna Peraldo, una delle giovanissime di cui parlavamo in precedenza, classe 2007. Che in questo caso però non è riuscita a dar seguito alla propria manovra. Chiara Dia, primo lan, tocco un po' impreciso del capitano e rimessa concessa alla Toscana in buona posizione, di fatto sulla tre quarti di campo avversaria. 18:32 ancora da giocare in questo primo tempo, possesso palla dalle retrovie con Peraldo e poi il pallone scaraventato in verticale su Claudia Basaghi, rimessa ancora per la Toscana. Eccola Basaghi, all'indietro per Peraldo, ci mette una pezza in questo caso Caterina Franceschini allungando il piede destro. Ora conclusione tentata da Poletta, si distende opportunamente Pilloni, sventa la minaccia, può impostare ancora una volta Primo Lan che cede l'incarico a Valente, imposta sull'out di sinistra, trova Franceschini sulla laterale opposta, lo scavetto da parte di Caterina Franceschini, classe 2001, non va a buon fine. Lei, lo ricordiamo, giocatrice del CUS Padova. Nel frattempo viene ravvisato qualcosa dal direttore di gara, cioè fallo laterale per la Toscana. Evidentemente una calciatrice veneta si è trascinata il pallone oltre la linea del fallo laterale. Salutiamo Nicoletta Marra che si è appena connessa in diretta e che ci ha salutati. Ringraziamo anche lei per la partecipazione in questa live. Siamo già in 52 a seguire questa diretta su Futsal Veneto TV, al quale vi ricordiamo di iscrivervi in massa per rimanere aggiornati, sintonizzati sulle gesta delle 4 rappresentative venete impegnate in questo torneo delle regioni. Lancio in profondità per Claudia Basaghi, fuori misura, rimessa laterale per il Veneto. Francesca Pilloni sistema in questo caso il pallone facendo quasi una rima o comunque un gioco di parole per la vicina Anna Valente. Franceschini. Salutiamo anche Federica Santopietro che commenta in diretta con un semplice Forza Veneto, semplice ma intenso al tempo stesso. Indubbiamente non fa mancare il sostegno alle proprie beniamine. Lancio in profondità cercando in questo caso Erika Tesi, marcatrice della giornata di ieri nella sfida contro il Lazio, terminata per 1-1, pareggio che ha consentito alla formazione veneta di appropriarsi del primo posto in solitaria di questo raggruppamento. 3 punti per le leonesse, 1 a testa per Toscana e Lazio, 0 per Bolzano, in attesa di scoprire come finirà la sfida tra Lazio e Bolzano. In programma sempre oggi pomeriggio alle 15, si sta per l'appunto disputando in concomitanza. Peraldo, Tesi, trova Poletta la verticalizzazione ma viene pressata da Valente, rimessa laterale a favore della Toscana. Ancora Peraldo, viene pressata da Chiara Dia e ancora fallo laterale a beneficio della Toscana ma sull'out opposta. Lo scavetto in profondità intercettato da Valente che alla fine fa scorrere saggiamente il pallone appropriandosi di un prezioso out quando mancano 16 minuti e 34 secondi, quinto minuto di gioco in corso, sempre 0-0. Primo lan, Valente, ancora la numero 2, Chiara Dia nel cerchio in centrocampo,
scarica su Franceschini, manovra a memoria il Veneto, poi calcia in porta da casa sua, in questo caso Anna Valente, ci mette una pezza lungo, mette la palla in calcio d'angolo. Salutiamo anche Lorenzo Basso e Davide Bordignon che si sono appena connessi. Palla colpito da Chiara Dia dalla tre quarti di campo, grande giocata di Adriana Chiara Dia che ha un'altra chance per colpire e il Luongo mette una pezza gonfiando il petto di puro istinto, sventa la minaccia, doppia occasione capitata al capitano, già autrice di 2 reti nella giornata di ieri, e c'è una nuova possibilità con il calcio d'angolo a favore del Veneto. Ora viene stesa in questo caso Claudia Basaghi, calcio di punizione e primo fallo commesso dal Veneto. Calcio di punizione comandato dal direttore di gara per questo fallo scomposto commesso da una calciatrice veneta, in particolare da Anna Valente, che è stata anche ammonita nella fattispecie. Altro fallo commesso dalla rappresentativa veneta. Ora fallo laterale, ritmi di gioco che stentano a decollare, ci sono tante interruzioni, intanto tiro cross non letto a dovere dalle calciatrici toscane, prese tutte nel controtempo e dunque rimesse in gioco per il Veneto. Franceschini, Primolan, si alza il coro dei tifosi del Veneto a corsi in massa qui alla Pala Cosenzia, messa qui in apprensione Beatrice Primolan. Fallo laterale dunque per la Toscana, qui alla meglio con un contrasto intelligente, aveva provato Sofì Poletta ad innescare Basaghi al limite dell'area, solo un pizzico di imprecisione impedisce alle calciatrici toscane di capitalizzare la propria iniziativa. Dunque parità assoluta in termini di punteggio, 2 falli commessi invece dal Veneto quando siamo al 6° minuto di gioco. Riprende a fraseggiare il Veneto con Francesca Basso, lei ieri assente per squalifica, ora pericolosa in questa occasione con un destro di poco a lato, è mancata ieri con Bolzano, prova a farsi valere quest'oggi alla Pala Cosenzia e per poco non ci riesce. Altro fallo laterale a beneficio del Veneto, palla al centro nella zona di Valente, Luongo allunga i tentacoli, sventa la minaccia, possibilità più per la Toscana sul ribaltamento del fronte, ha provato Irene Giacconi dalla lunga distanza ma mette la palla sopra la traversa. Dunque occasioni da un lato e dall'altro, partita aperta e combattuta su ambo i fronti, si lotta in mezzo al campo, alla fine Valente sbatte la mano a terra per sfogare tutta la sua rabbia. La rimessa laterale è infatti per la Toscana, si rammarica per non essere riuscita a vincere il contrasto. Tesi, Beatrice Primolan, fallo commesso dalla rappresentativa toscana, è il primo fallo, la prima infrazione commessa dalla squadra in maglia rossa, che ora dispongono di un fallo laterale sulle tre quarti di campo. Giacconi, pressata e alla fine espropriata del possesso. Primolan, ancora basso, Valente, tocco un po' difettoso ma comunque utile per Primolan, alza la testa alla numero 2 e alla fine la rimessa laterale è ancora una volta per la Toscana.
con Attesi sul punto di battuta. Peraldo, ancora Erika Attesi, e lo ricordiamo marcatrice della giornata di ieri, recupera il pallone ancora una volta la formazione del centro Italia, e ora con Claudia Basagni va all'impostazione. Claudia Basagni chiaramente correggendoci. Fallo laterale, ancora Basagni al centro, ripartenza possibile per il Veneto. Chiara Dia, sinistro direttamente in bocca a Martina Luongo, da apprezzare comunque il tentativo del capitano del Veneto. Recupera palla ancora una volta il Veneto, basso sulla laterale destra, prova a divincolarsi, ci riesce elegantemente, poi Chiara Dia al centro dell'area, manca l'impatto, o meglio arpiona sì il pallone ma non può indirizzarlo verso lo specchio della porta. Era un invito davvero intelligente, davvero prelibato quello della sua compagna. Per questione di dettagli il Veneto non riesce a capitalizzare una delle migliori occasioni avute a sua disposizione. Impostazione ora per la Toscana con Irene Giacconi, che viene però ostacolata. Salutiamo tutti quelli che si sono connessi in diretta, in particolare Mariano Munaretto, Elisa Semolini. Primolan, basso, ancora la numero 2, provata per 10 centrali, Rebecca Bergozza, che viene chiusa da Erika Attesi, che si fionda sul pallone a grandi passi, a grandi falcate, e di puro istinto lo mette in calcio d'angolo, evitando quei peggiori ai suoi. Un Veneto che sta indubbiamente cercando di alimentare la propria manovra offensiva. In questo caso Valente non è riuscita nel proprio intento. Nel frattempo sul ribaltamento del fronte Basagni è andata al tiro con risposta pronta da parte di Pilloni. Sarà la stessa Claudia Basagni ad andare alla battuta. Di Bergozza guadagna il pallone solo provvisoriamente, mettendolo ancora in out. Rimessa per Giacconi, per la Toscana. Basagni al centro dell'area, cercando appunto una trama verso il cuore dell'area avversaria. Deviazione e fallo laterale. Peraldo tenta direttamente da casa sua, viene un po' beccata dal pubblico di Fede Veneta, come avete sentito. Ovviamente il pubblico non può che parteggiare per la propria squadra da un lato e dall'altro. C'è una folta rappresentanza di tifosi del Veneto appostati nella tribuna alla nostra sinistra. Fallo laterale ancora per il Veneto, insegue il pallone Primolan, lo vuole mettere a disposizione delle proprie compagne il prima possibile. Sarà Dalla Libera ad incaricarsi della battuta. Basso, imposta la calciatrice del Real Grisignano, cede l'incarico a Primolan, che scambia con la vicina compagna. Si trattava ovviamente di Sara Dalla Libera. Basso, ancora Primolan, Dalla Libera sul lungolinea si propone, viene però ostacolata la manovra del Veneto, e allora Erika Attesi ha provato dal limite dell'area, doppia deviazione e nulla da fare. Dalla Libera può impostare sull'out di destra. Primolan nella zona di basso, rimessa laterale ancora per il Veneto. 79 spettatori connessi in diretta. Dalla Libera direttamente sul volto dell'avversario. Sara Giacchetti colpita probabilmente in piena fronte, ovviamente senza nessun tipo di cattiveria, una dinamica del tutto casuale e involontaria, ma al tempo stesso dolorosa per
il capitano della Toscana, che si rialza un po' dolorante, si concede adesso un goccio d'acqua e successivamente rientra in campo senza concedersi neppure un break. Un buon segnale per lei, che indubbiamente ha dovuto subire un colpo assai doloroso, come abbiamo detto in precedenza. Dalla libera all'impostazione, scambia come basso, le dette alle triangoli in profondità, saltato dal portiere, non definitivamente. Luongo compie una gran cosa, estendendosi alla sua sinistra, sventando la minaccia, concedendo solo corner alla rappresentativa veneta. Ora dalla libera, ancora Luongo a smanacciare sul tentativo dai 10 metri di Sara Dalla Libera, che ci riprova il replay di quanto ammirato in precedenza. Ancora una volta Luongo sugli scudi, all'impostazione ora Lenzi, viene ostacolata Dalla Libera, scambia con basso e calcia in porta. Si distende, o meglio usa le proprie mani correggendoci, non si distende. Luongo chiaramente può mantenere intatta la sua posizione e sventare la minaccia senza troppi patemi. Rimessa dal fondo, o meglio fallo laterale per la Toscana. Abbiamo la visuale un po' ostruita, specialmente dalla gradinata delle Pala Cosenza, che ci impedisce di vedere quell'angolo di campo. Facciamo del nostro meglio ovviamente per potervi commentare a 360 gradi questa partita, ma talvolta non c'è possibile per vari fattori esterni. Franceschini, lo scavetto di Dalla Libera, direttamente in fallo laterale qui Rebecca Lenzi, rimessa ancora per il Veneto. Bergozza in profondità, anzi pardon, ovviamente era Dalla Libera a tentare la verticalizzazione. Alla fine il Veneto si guadagna una nuova rimessa, che assomiglia però di più a un fallo di fondo considerata la posizione in campo. Dalla Libera, Franceschini si propone a destra, Basso invece riceve dal lato opposto. All'impostazione ancora il Veneto, con calma, in questo caso prova a tagliare il campo diagonalmente la numero 7 Francesca Basso, classe 98, calciatrice del Real Grisignano, formazione che ben sta facendo nel proprio campionato. Ancora Basso, rimpallo e sfera concessa a Martina Luongo, lancio in profondità un po' alla cieca, rimessa dal fondo per Francesca Pilloni. Qui rischia un po' il Veneto sulla pressione della Toscana, che va a colpire il palo con Isabella Carabba ad un passo dal gol dell'1-0, la numero 2 appena subentrata. Palo scheggiato dalla numero 2, un po' impreciso il Veneto in questo caso in fase di impostazione. Dalla Libera, Franceschini, Basso attende a sinistra, viene servita, distesa Bergozza in maniera regolare, contrattacco possibile per la Toscana, viene fermata Rebecca Lenzi in fallo laterale. 9:35 ancora da spendere in questo primo tempo, sempre 0-0. Lenzi tenta la verticalizzazione, per poco non ci riesce invece il Veneto con l'altra numero 6, ovvero Rebecca Bergozza, che si era lanciata nello spazio in maniera indubbiamente preziosa ed intelligente. Rimessa laterale per la Toscana, Lenzi, Giacchetti in profondità, senza poter consegnare la sfera a qualche sua compagna. Dalla Libera, Franceschini attende a destra, sotto invece Basso sulla laterale opposta. Il sombrero di Carabba, che poi va
va ad intrippolarsi in un traffico piuttosto fitto e viene fermata. Ottimo il tackle ai suoi danni, molto meno il prosieguo dell'azione del Veneto che conosce la propria fine. Dunque palla ancora alla Toscana, Bergozza però recupera, Basso all'indietro, riesce appunto a calciare la posizione più arretrata rispetto a quella occupata dalla sua compagna, sfiora il palo ma c'è stata deviazione, c'è dunque calcio d'angolo in favore delle leonesse. Franceschini direttamente tra le mani di Luongo, lancia in profondità, controllo difettoso di Carabba e dunque rimessa ancora per la rappresentativa veneta dalla libera. Attende Chiara Dia a destra, si avvicina il capitano per ricevere questo pallone, per dar manforte all'azione delle sue compagne. Lancia in profondità di Lenzi, raccolto in due tempi con un brivido da Francesca Pilloni. Franceschini, Basso, si invola sulla destra con un doppio dribbling, Chiara Dia con un doppio rimpallo da terra, per poco non fa 1-0, lamenta un tocco ai suoi danni, un fallo che ovviamente non c'è. Basso riesce con un numero a divincolarsi solo per un attimo. 94 spettatori connessi in live, manca poco per fare cifra tonda, per arrivare a quota 100, cosa che ci auguriamo accada il prima possibile. Ancora rimessa per il Veneto, andrà a battere Franceschini che deve però posizionare in maniera più opportuna il pallone. Basso, Chiara Dia può calciare dalla lunga distanza, deviazione, si è visto bene di Lenzi e dunque altro calcio d'angolo, altro giro dalla lunetta per le leonesse. Alla battuta va Franceschini, torna direttamente da Pilloni, lancia in profondità che non trova alcuna compagna. Time out richiesto dalle due panchine per sistemare quanto non sta andando e soprattutto concedere un po' di riposo alle ragazze. Andiamo a dare un'occhiata a quel che accade sugli altri campi con l'1-0 della Campania ai danni delle Marche, lo 0-0 tra Umbria e Basilicata nel girone A. Non abbiamo aggiornamenti fino a questo momento di quanto accade tra Bolzano e Lazio a Casali del Manco. 1-0 delle Molise sulla Sardegna, 0-0 tra Sicilia e Liguria nel girone C, mentre invece nel girone E la Calabria, padrona di casa, sta battendo per 1-0 la Lombardia ed è invece 0-0 tra Trento e Puglia in questa seconda giornata e penultima della fase a gironi di questo TDR, che già nella giornata di ieri e in questa mattinata ci ha deliziato con tante emozioni per quanto riguarda i giovanissimi e gli allievi. E ovviamente resteranno solo da giocare le gare delle juniores a partire dalle 17:30. Rimessa laterale a favore della Toscana. Salutiamo Noventa Vicentina, come ci chiede Lorenzo Basso. Fallo laterale per il Veneto. Franceschini sul punto di battuta. Basso. Valente. Ancora Basso. Franceschini. Attende Chiara Dia a destra, viene ignorata. Ora possibilità per quanto riguarda Franceschini, che si invola anche nel bello stile con un mezzo sombrero, comunque un numero ai danni dell'avversario. Fallo laterale ancora una volta per le leonesse. Sul punto di battuta Basso. Franceschini. Chiara Dia. Duello tra capitani.
si divincola in qualche modo la calciatrice del futsal Marco Polo, autrice di una doppietta nella giornata di ieri. Cambio di rimessa, controfallo segnalato dal direttore di gara, in cui rimessa che andrà a battere il Veneto a 7:13 dall'intervallo. Sempre 0-0, 2 falli commessi dalla rappresentativa veneta, 1 invece da quella del centro Italia. Palla al centro, nulla da fare con Luongo in presa sicura. Non riesce a tenere in vita la manovra la rappresentativa toscana. Basso, Franceschini in profondità per Chiara Dia, tocco leggermente impreciso, fuori misura. Tesi, appena subentrata. Basagni non riesce nel controllo e dunque Franceschini alla battuta. Chiara Dia, 1 contro 1 possibile con Peraldo. Ancora Valente, Franceschini attende basso a sinistra, viene servita ed accontentata. Valente, Franceschini pressata da Erika Tesi, riesce con gran caparbietà a cambiare fronte di gioco. Alla fine c'è fallo laterale per le leonesse. 6:18 ancora da spendere in questo primo tempo. Franceschini sul punto di battuta, attendeva ovviamente che gli venisse recapitata la sfera per far riprendere il gioco. Conclusione da parte di Anna Valente, sul primo palo Luongo fa buona guardia. Ora Primolan non fa filtrare, ha provato Basagni ad imbolarsi sul centro-destra, finisce però per allargarsi eccessivamente la sfera. Dunque la rimessa è ancora per la rappresentativa veneta, quest'oggi in maglia azzurra, il rosso invece la toscana. Primolan, Franceschini scambia proprio con la numero 2 e poi non riesce a verticalizzare, fallisce il suo tentativo in profondità, ma c'è comunque rimessa per il Veneto che fatica comunque a sfondare il muro eretto dalla toscana. Qui malinteso tra le calciatrici venete, in particolare tra Primolan e Anna Valente. Franceschini sul punto di battuta di una nuova rimessa, di fatto il replay di quanto ammirato in precedenza. 5:36 ancora da giocare, ancora Franceschini, lo scavetto, Valente all'indietro sulla numero 9, Primolan può andare all'impostazione e soprattutto all'1 contro 1 con Basagni. Valente, conclusione da parte di Caterina Franceschini, calcio d'angolo che andrà a battere il Veneto con Chiara Dia. Movimento proposto al limite dell'area, cercata Valente che viene di fatto colpita dalla sfera, la impatta di spalla la numero 11 e fallisce nel suo intento. Basagni viene pressata e c'è dunque rimessa in gioco per il Veneto. Chiara Dia sul punto di battuta, Primolan in profondità, intercetta in questo caso Tesi che poi fatica a divincolarsi. C'è un nuovo out in favore della squadra in maglia blu, ossia il Veneto. Valente, Bergozza non fa filtrare come avrebbe voluto, non trova soprattutto alcuna compagna sulla sua verticale.
Erika Tesi, terzo fallo commesso dal Veneto, infrazione commessa nella fattispecie da Rebecca Bergozza, calcio di punizione che andrà a battere Lenzi, 96 spettatori connessi in diretta, lancio in profondità, letto con anticipo da Pilloni che disimpegna in fallo laterale non fidandosi del rilancio, evidentemente pressata, messa sotto pressione dall'avanzata di un'avversaria. Bergozza e Valente dalle parti del pallone, se ne appropria alla fine la numero 11 che prova in diagonale senza centrare il bersaglio grosso, si rimane 0-0. C'è rimesso dal fondo per la Toscana, per Martina Luongo, vige l'equilibrio alla palla Cosenza, varie occasioni da un lato e dall'altro, il palo scheggiato da Carabba per la Toscana, le due occasioni capitate a Chiara Dia per quanto riguarda il Veneto. Lenzi in profondità fa scorrere il pallone Pilloni e andrà alla battuta di una nuova rimessa dal fondo. Nelle vicinanze è pronta a ricevere Primo Lan, che può ora impostare la sponda di Bergozza. Primo Lan all'impostazione, Chiara Dia, la sponda con la suola, poi il tiro da parte di Primo Lan in precario equilibrio, va vicina al palo ma non centra il bersaglio grosso. 3 minuti e 58 all'intervallo. Luongo alla battuta, Tesi sbatte su un'avversaria, poi Peraldo, alla fine ancora Erika Tesi in maniera decisiva, soprattutto assai veemente. La rimessa laterale peraltro è in favore del Veneto, con le calciatrici che caricano il proprio tifo, come avete appena visto. Beatrice Primolan, basso, Valente, cerca una traccia per vie centrali, possibilità di 2 contro 2 per la Toscana vanificata. Bergozza si destreggia, diventano troppe le maglie rosse a circondarla, infatti è chiusa in fallo laterale. Basso, Valente, Primolan, ancora la numero 7, lancia in profondità, Bergozza manca l'aggancio e concede una nuova rimessa a Martina Luongo. Servita nelle vicinanze Peraldo, sull'out di destra in particolare. Carabba riesce a passare, ma la palla ha oltrepassato la linea di delimitazione del campo. C'è dunque rimessa in gioco in favore del Veneto. 3 minuti e 13 all'intervallo, sempre 0-0, ma le emozioni non sono di certo mancate. Primolan avanza a piccoli passi, basso, servita Valente, lo scavetto nella zona di Francesca Basso, esce Luongo e fa buona guardia. Ora Primolan, lo scambio con Francesca Basso, poi viene rimontata sul più bello la numero 2, credo ci sia rimessa laterale ancora per il Veneto con il tiro di Basso ribattuto da Erika Tesi, utile in entrambe le metà campo la numero 10. Primolan, viene fermato il gioco, viene fischiato il controfallo. Calcio di punizione già battuto dalla Toscana, ma viene vanificata la manovra di gioco. Lancio in profondità per Bergozza, di testa Lenzi, poi
Tesi tiene in vita il pallone, viene spalleggiata dalla diretta avversaria. Basso cerca uno spazio, gioco di gambe, si allarga, conclusione qui tentato da Beatrice Primolan con deviazione di Luongo nel calcio d'angolo. Si alza il coro dei tifosi delle Leonesse. Calcio d'angolo ancora per il Veneto, con Francesca Basso che prova a sfondare venendo chiusa. Basso, serie di batti e ribatti, alla fine la Toscana la meglio, ma Carabba si trascina il pallone in fallo laterale. Time out richiesto dalle due panchine quando mancano 2 minuti e 04 al termine del primo tempo. Non sembrano esserci particolari novità sugli altri campi, sempre 1-0 per la Campania sulle Marche, sempre 0-0 tra Umbria e Basilicata, è 0-0 anche nell'altra gara del girone tra Bolzano e Lazio, 1-1 tra Sardegna e Molise, 3-0 della Liguria ai danni della Sicilia nel girone C, mentre invece per quanto riguarda il girone D è 0-0 tra Piemonte, Val d'Aosta ed Abruzzo, 1-1 tra Lombardia e Calabria e 0-0 tra Trento e Puglia nel girone E. Rientrano in campo le squadre, lo fa in particolare il Veneto, in attesa di farlo anche la Toscana. Attendiamo ovviamente il ritorno in campo delle due formazioni per riprendere il gioco. 2-0-4 in favore, 2-0-4 chiaramente al termine del primo tempo. Rimessa laterale per il Veneto, si attende ancora qualche istante per riprendere il gioco. C'è Basso sul punto di battuta, arriva ora il fischio del direttore di gara. Valente ha provato di prima intenzione trovando il muro decisivo di Susanna Peraldo. Valente, Primolan, Bergozza viene chiusa nel duello tra numeri 6 con Rebecca Lenzi, 1,57. Ora Basso riesce a passare, la rimessa per la Toscana, rimballo a lei sfavorevole. Pilloni, Primolan, Valente, Basso, ancora Primolan, Bergozza mette giù il pallone, lo voleva giocare nella zona di Basso, viene qui pressata da due calciatrici avversarie e alla fine Carabba può condurre nel contropiede. Lo può fare adesso anche Bergozza, potenziale 3 contro 1, palla a disposizione di Basso, miracolo di Luongo che esce ostruendo la visuale e chiudendo lo specchio della porta all'avversaria. C'è comunque rimessa per il Veneto. Primolan colpisce in pieno il palo dalla lunga distanza con una rasoiata. Occasionissima per Beatrice Primolan e per le leonesse che ora stanno spingendo davvero tanto. Qui esce in tutta sicurezza Francesca Pilloni, non si fida però della presa e dunque smanaccia il pallone lateralmente. Conclusione, tiro cross, alla fine la palla è messa più distante possibile, aveva provato l'incursione Rebecca Lenzi. Ancora un out a favore della Toscana. Lenzi, Peraldo, nulla da fare, rimessa laterale ancora per il Veneto.
Primolan scambia con Valente, lancia in profondità, colpo di testa da parte di Bergozza, sporcatura da parte di Lenzi e palla comodamente a disposizione di Luongo. 44 secondi al termine del primo tempo. Valente alza la testa, calcia direttamente addosso a Peraldo. Ora Primolan nella zona di Bergozza, tallonata dalla numero 6 avversaria, ossia Rebecca Lenzi. Lancia un po' alla cieca in profondità da parte di Anna Valente, la classe 2001, facente parte della città di Thiene, le autrice di un gol nella giornata di ieri contro Bolzano, del 5-3 che è maturato a Casali del Manco. Si gira Carabba intelligentemente, viene però chiusa da un ottimo intervento di Primolan, possibilità di 3 contro 2 per il Veneto, colpo di tacco nella zona di Bergozza, non c'è nulla da fare. 0-0 alla termine del primo tempo, varie occasioni da un lato e dall'altro, il palo colpito da Carabba, le due occasioni capitate a Chiaradia e anche il montante scheggiato da Primolan in chiusura di primo tempo. Le emozioni non sono mancate, la qualità del gioco neppure, insomma due squadre che stanno testimoniando il proprio valore in questo momento. La Toscana salirebbe a quota 2, il Veneto invece a 4 punti in classifica. Noi ci risentiamo tra pochi istanti per l'inizio del secondo tempo.
E siamo nuovamente ricollegati in diretta, amici appassionati di grande futsal, qui dal Pala Cosenza di Cosenza, per assistere tutti insieme al secondo tempo di questo match valevole per la seconda giornata del girone B della categoria femminile del torneo delle regioni. Sempre 0-0 tra Toscana e Veneto, non ci sono state reti nel corso del primo tempo, ma le emozioni di certo non sono mancate. Il primo calcio al pallone, il primo tocco alla sfera appunto del secondo tempo verrà dato dalla rappresentativa veneta, con Adriana Chiaradia già pronta sul punto di battuta. Il capitano del Veneto, autrice di 2 reti nella giornata di ieri contro Bolzano, un doppio pareggio che lascerebbe il Veneto in vetta al girone, se così dovessero rimanere le cose, insomma, come si sono sviluppate fino adesso. Possesso palla per la Toscana, che viene però interdetto. Un tocco impreciso di una calciatrice toscana vale un fallo laterale per il Veneto già battuto. Primolan cerca il cambio di campo, Chiaradia però era appostata più centralmente e dunque non può appropriarsi di questa sfera. C'è un out dunque in favore della Toscana. Può alzare la testa in questo caso Rebecca Lenzi. C'è un altro fallo laterale in favore della Toscana, il replay di quanto ammirato pochi istanti fa. Lenzi in profondità cercando Basagni, il vice capitano della formazione del Centro Italia, classe 99. Valente, basso, ancora Primolan, imposta la calciatrice della Boca Junior, senza però dosare al meglio il proprio passaggio all'indirizzo di basso. Peraldo non trova Tesi, calibra male il passaggio e dunque fallo laterale ancora per il Veneto. La palla viene sputata il più distante possibile dalla rappresentativa toscana, che era un po' in apprensione nella fattispecie che abbiamo appena ammirato. Valente cerca in profondità basso, viene rimpallato il suo tentativo, ancora basso, cercata e trovata, il colpo di tacco per Valente, ma il pallone schizza direttamente sulle fonde, dunque Martina Luongo può rimettere in gioco la sfera. Aggancio di Primolan, con eleganza ha provato ad impostare o quantomeno a mettere a terra un rilancio proveniente dal fondo del campo. Il Veneto comunque si dimostra tenace col pallone tra i piedi, manca solo quel guizzo vincente negli ultimi 10 metri che potrebbe servire per sfondare. Rimessa laterale per la Toscana, rimpallo favorevole alla rappresentativa in maglia rossa. Peraldo, Lenzi, Tesi, Basagni non riesce a filtrare, non riesce a sgusciare sul pressing di Primolan e dunque porta a casa un nuovo fallo laterale. Tesi non riesce anche in questo caso a sfondare. Recupera il Veneto che colpisce il palo. Anna Valente vicinissima al gol dell'1-0 con una staffilata dal limite dell'area che appunto ha scheggiato, ha sverniciato il montante alla destra di Martina Luongo. Primolan, basso attende a destra, viene accontentata. Ora possibilità per basso, viene ostacolata
Intanto ancora Valente in Estirada, riesce ad impattare ma Luongo è provvidenziale, crampi per Valente, viene aiutata dall'estremo difensore toscano, tutto a posto per lei. Altro fallo laterale in favore del Veneto. Primolan, Chiaradia, il piazzato di Valente, la deviazione in calcio d'angolo di Peraldo, continua la pressione del Veneto. La Toscana ora fatica a mettere la testa fuori dal guscio. La conclusione di Valente sopra la traversa, da apprezzare comunque il tentativo. Luongo alla rimessa, Tesi, uno sguardo in profondità, l'appoggio più comodo per Peraldo, la quale tenta il lancio in profondità senza dosarlo al meglio delle proprie possibilità. Chiaradia, Primolan, ora ancora Chiaradia sul primo palo e Luongo si salva. Primolan, ancora Chiaradia, alza la testa, intanto qui furbescamente riesce Tesi ad involarsi, poi le calcia addosso di fatto Francesca Pilloni. Primolan, Valente, sull'out di destra servita basso, ancora Beatrice Primolan, sempre basso, scambiano continuamente la 2 e la 7. Chiaradia, basso, fa filtrare solo parzialmente Chiaradia al centro dell'area. Valente con il tacco! Valente con il tacco! Riesce con una magia a rompere il muro della Toscana per l'esultanza irrefrenabile del tifo sugli spalti. Il Veneto passa a comandare, secondo gol in 2 giorni per Anna Valente. 1+1 fa 2, c'era scritto per certi versi sulla propria maglia il conto dei suoi gol, la somma o meglio delle 2 reti messe a segno in queste 2 giornate. Il Veneto meritatamente passa a comandare sulla Toscana, che però ora ha una grande occasione con Basagni e Pilloni deve esaltarsi con la gamba destra per sventare la minaccia. Intanto conclusione, rimpallata in 2 occasioni, ancora fallo laterale per la Toscana. Alla battuta Erika Tesi. Peraldo tenta da casa sua con la mezza punta, alla fine la rimessa laterale è in favore del Veneto. Primolan, Valente, basso, non può tenere in vita il pallone, che dunque è a favore della Toscana, con un nuovo fallo laterale, lancio un po' alla cieca qui da parte di Rebecca Lenzi e dunque rimessa in gioco per il Veneto con Basso e Primolan dalle parti del pallone. Alla fine batte Basso. Roncato, appena entrata in campo, spende i primi secondi nel parquet di gioco. Gioia Roncato, classe 2003, viene pressata Primolan, dunque Chiaradia all'impostazione, tunnel da parte di Basso che alla fine viene rimontata e chiusa in calcio d'angolo, anzi pardon, chiaramente in rimessa laterale. Chiaradia di prima intenzione, colpo di testa, riesce Roncato in qualche modo a riappropriarsi della sfera, scambia con Chiaradia,
può andare nello spazio, sull'out di destra, colpisce in pieno il tabellone a LED, viene ammonita per aver sbracciato la diretta avversaria. Pochi istanti di gioco per Gioia Roncato, ne valgono questa ammonizione. Calcio di punizione per la Toscana. Parte ora la battuta per Erika Tesi che svirgola la conclusione senza impensierire dunque Francesca Pilloni. Primo LAN. Avanza piccoli passi. Sull'out di destra si propone Basso. Servita adesso. Gioia Roncato a sinistra, scambiano ripetutamente la 2 e la 7, poi alla fine il pallone viene fatto filtrare proprio su Francesca Basso. Ottimi gli scambi con Primo LAN e il Veneto guadagna metri preziosi sul parquet di gioco. Primo LAN prova la botta, poi Bergozza riceve quello che alla fine era diventato un assist per girare in porta senza però centrare il bersaglio grosso. Basso, pallone per Primo LAN, fa filtrare la numero 2 della Boca Junior per Roncato, che però manca l'aggancio. Primo LAN avanza grandi falcate, poi attende il momento giusto per impostare. Basso, Roncato chiusa in fallo laterale. Primo LAN col pallone tra i piedi. Bergozza, ancora Primo LAN. Roncato viene chiusa, rimpallata da Irene Giacconi, che porta a casa alla fine un fallo laterale prezioso a ridosso della metà campo. Peraldo, Lenzi, rimpallata, Carabba, rientrata in campo la numero 2, lancia in profondità per Bergozza, suggerimento millimetrico che Rebecca Bergozza però non può addomesticare. Primo LAN, Roncato, ancora la numero 2. Primo LAN, Basso, lancia in profondità per Roncato, la sponda intelligente, ottima per Bergozza. Poi Roncato viene chiusa dalla numero 6 Rebecca Lenzi in fallo laterale. E alla fine calcio d'angolo, col Veneto che continua a guadagnare metri preziosi. 98 spettatori connessi in diretta, ne mancherebbero giusto 2 per fare cifra tonda, cosa che ci auguriamo avvenga il prima possibile. La conclusione tentata da Primo LAN sull'out di destra, poi sul fronte opposto non riesce il controllo a Peraldo. Dunque fallo laterale ancora per il Veneto. Qui impreciso però in fase di impostazione. Basso deve ricorrere alle contromisure per ostacolare l'avanzata della Toscana. Carabba pressata ed impossibilitata a proseguire la manovra. C'è comunque fallo laterale. Rimessa dal fondo ancora una volta per Francesca Pilloni. Bergozza, spalle alla porta, deve girarsi. Basso, ancora Franceschini,
subentrata da pochi istanti, chiamata in causa Pilloni, c'è retropassaggio irregolare fischiato dal direttore di gara. Ricordiamo che ovviamente in casi come questo, viene sanzionato il doppio retropassaggio, il doppio coinvolgimento del portiere nella stessa azione senza che ci sia stato un tocco volontario, voluto dell'avversario. Insomma, la Toscana non ha mai toccato il pallone nello sviluppo di questa azione, dunque è punizione indiretta dal limite dell'area, chance gigantesca per fare 1-1 per la Toscana. Sul punto di battuta Irene Giacconi, sarà probabilmente uno schema con la vicina Rebecca Lenzi. Eccolo lo schema, parte Lenzi e Pilloni si esalta, viene colpita in pieno volto e poi redarguito dal direttore di gara, ma esulta con tutta l'aria che ha nei polmoni Francesca Pilloni, autrice davvero di un grande intervento. Rimessa laterale per la Toscana. Carabba prova ad andarsene nella mossa di due avversari e poi possibilità per Giachetti, poi successivamente un doppio rimpallo, aveva fatto finire il pallone sui piedi di Lenzi. È calcio d'angolo per la Toscana, agonismo alle stelle qui alle Pala Cosenzia. Qui manca l'aggancio Irene Giacconi, rimessa laterale per il Veneto. Franceschini, Valente, ancora Franceschini, scambiano ripetutamente la 9 e la 11, poi Bergozza non può tenere in vita il pallone, che viene dunque fatto recapitare a Martina Luongo. Franceschini, Roncato, si concede un rischio ma alla fine ne esce in bello stile da questa occasione. Bergozza va ad intrufolarsi in uno spazio piuttosto stretto, ma c'è fallo commesso dalle toscane. Calcio di punizione che viene assegnato dal direttore di gara. Non è ben chiaro se si tratti di calcio di punizione per la Toscana, infatti è così. Le lamentele delle giocatrici del centro Italia erano ovviamente riferite alla mancata concessione della regola del vantaggio. Ci correggiamo dunque per quanto affermato in precedenza. I falli del Veneto diventano 3 con l'infrazione che abbiamo appena ammirato. Calcio di punizione che andrà a battere adesso la Toscana. 2 ragazzi in barriera per Francesca Pilloni. Calcio di punizione che andrà a battere ora la Toscana e Pilloni fa la cosa giusta negando il gol a Rebecca Lenzi. Lenzi, pallone all'indietro, Luongo, palla in profondità per Carabba, spalle alla porta, deve girarsi, alla fine Anna Valente riesce egregiamente nel suo incarico. Eccole le 3 cifre di spettatori, siamo a quota 104. Ringraziamo tutti voi per il sentito e davvero preziosissimo sostegno che ci fornite in diretta in queste 2 giornate di futsal vissute davvero allo stato puro.
fallo laterale ancora per il Veneto, che se non altro disimpegna al meglio le retrovie. Pallone lungo a cercare Valente, nulla da fare. Chiaradia può calciare dalla tre quarti di campo, Luongo attentissimo, smanaccia sulla sua sinistra. Dalla libera Franceschini direttamente sul busto di un'avversaria, alla fine Pilloni allontana il pallone il più possibile. 110 spettatori connessi in diretta. Lenzi in profondità per Carabba, che non tiene in gioco la sfera. Dalla libera il sombrero ben riuscito a Valente, che con grande eleganza se ne va in questa occasione. Poi Franceschini di punta mette i brividi a Luongo. Ancora Chiaradia dalla libera, dalla distanza, poi Chiaradia colpisce in pieno la traversa per la disperazione dei tifosi alla nostra sinistra. Una grande occasione capitata ad Adriana Chiaradia. Qui a terra Valente, ancora dolorante, penso sempre per crampi, come successo in precedenza. Viene aiutata prontamente da Rebecca Lenzi, che viene applaudita dal tifo del Veneto. D'altronde anche questo è il bello dello sport, ogni qualvolta ammiriamo l'aiuto reciproco tra avversari è sempre un motivo in più per sorridere e per apprezzare questo sport. Ancora dolorante a terra Anna Valente, auspicando ovviamente che non sia nulla di significativo per lei, che si rialza in questo momento aiutata dalla fisioterapista e costretta all'uscita dal campo momentanea per riguardarsi. Torna dunque in campo Primolan, calciatrice classe 2001, lo ricordiamo, del Boca Junior, che riceve adesso. Lancia in profondità per Chiaradia e alla fine Luongo addomestica la sfera. Tesi per Aldo. Franceschini viene pressata, Basagni, fallo laterale conquistato dal Veneto. Primolan dalla libera, ancora Beatrice Primolan. Franceschini lancia in profondità per Chiaradia, viene pressata da Rebecca Lenzi, poi Franceschini deve concludere dalla lunga distanza in uno spazio piuttosto ristretto. Primolan Chiaradia, Franceschini, pressing asfissiante delle calciatrici venete. Ne esce comunque Tesi, che rischia di segnare un gran gol. Lenzi
Tesi, lancia in profondità per Susanna Peraldo, la cui conclusione viene agguantata da Francesca Pilloni. Primo run. Dalla libera. Basso. Fallo laterale conquistato dalla Toscana. Per la Toscana, resta rivolta in avanti, traccia del pari. Peraldo fa filtrare il pallone nella zona di Erika Tesi, che mette la punta non quanto era necessario. Per fortuna del Veneto il suo tentativo in allungamento non porta i frutti sperati. 8:16 ancora da giocare, palla al centro, Chiara Dia recupera il pallone, può involarsi, viene stesa e dunque c'è il secondo fallo commesso dalla Toscana in questo secondo tempo. Anzi no, è il primo fallo commesso dalla Toscana, ci correggiamo, il tabellone luminoso ci aveva tratto in inganno. Peraldo. Intanto conclusione da parte del Veneto con Basso, poi Chiara Dia tenta sul primo palo, trova la chiusura decisiva di Martina Luongo. 7:48 ancora da giocare. Basso alla battuta del corner. Chiara Dia direttamente sul fondo. Rimessa dal fondo, battuta dalla Toscana, recupera in qualche modo la sfera Pilloni, rischiando anche un po' in quest'uscita. Primo run, Basso attende a destra. Salutiamo anche Fabio Ferro che si è appena connesso in diretta e che ha commentato con un saluto a tutti i tifosi che ci seguono su Futsal Veneto TV. Luongo alla battuta di un nuovo fallo di fondo, reclama questo pallone a gran voce Francesca Pilloni con un mia ripetuto a grande voce. Primo run. Ovviamente chiediamo scusa per i ripetuti colpi di tosse, ma purtroppo l'influenza, come ho ripetuto anche nella giornata di ieri, mi ha parecchio colpito negli ultimi giorni e mi sta davvero togliendo le energie per commentare, ma facciamo comunque del nostro meglio per portare a casa questa diretta, per permettervi di vivere al meglio le emozioni di questo match. Ora Tesi deve destreggiarsi sul pressing di due avversarie e fallo laterale ancora una volta per la Toscana. In risposta intanto pallone dentro e ora contropiede possibile per il Veneto. Primo run, Chiara Dia commette presumibilmente un fallo ai danni della diretta avversaria, quarto fallo commesso dal Veneto. In risposta a Fabio Ferro, le ragazze in campo hanno un'età massima di 26 anni, ma ci sono ovviamente delle protagoniste molto più giovani, come la più volte menzionata Susanna Peraldo, classe 2007, più volte impiegata in campo da Giovanni Carboni, oltre ovviamente alla stessa Erika Tesi, classe 2003. Ora sbaglia Peraldo, che alla fine se la cava mettendo in fallo laterale, che andrà a battere ora Anna Pandolfo, appena subentrata. Ora la palla per Basso sull'uscita del diretto avversario, sia il portiere, poi si pensa Beatrice Primolan a fare 2-0, 2 come il suo numero di maglia, dedica con cuore alla telecamera
e rete del 2-0 per la formazione veneta, che dunque scappa via nel miglior momento probabilmente della Toscana. Questa rete rischia di spezzare le gambe alla formazione del Centro Italia. Primo centro in questo TDR per Beatrice Primolan, che dunque si iscrive alla classifica dei marcatori della sua squadra. Ringraziamo Davide Bordignon per l'attestato di stima che ci ha dedicato nei commenti. Ora possibilità di 1 contro 1 per Basagni e ancora Pilloni a difesa del primo palo. Non si fa sorprendere l'estremo difensore del Veneto. Primolan appena a segno, lancia in profondità, Chiara Dia può scappare a tu per tu con il Luongo, niente da fare con una conclusione sul fondo, ma da apprezzare l'uscita palla al piede del Veneto, che davvero può fare davvero male con queste ripartenze, come prova a fare anche adesso. Sbaglia Chiara Dia e dunque Basagni può involarsi nello spazio e conclude di mezza punta direttamente sul fondo. 111 gli spettatori connessi in diretta, 5:28 ancora da giocare. Pilloni, Primolan attende a sinistra Bergozza ma viene ignorata. Dunque Basso arriva tu per tu con Luongo, che in 2 tempi fa sua la sfera. Basso, 1 contro 1, viene stesa da Basagni, secondo fallo della rappresentativa toscana. Calcio di punizione che andrà a battere ora Beatrice Primolan. Una in barriera per Martina Luongo e invece le restanti 3 giocatrici a protezione dell'area di rigore. Serie di passaggi inutili per questa manovra, time out richiesto dalla Toscana. Nel frattempo la Campania si è portata sul 2-1 sulle Marche, l'Umbria invece conduce per 4-1 sulla Basilicata nel girone A, 3-0 delle Lazio su Bolzano. Questo è un risultato che interessa particolarmente al Veneto, che allo stato attuale delle cose si contenderebbe il primo posto proprio con la rappresentativa laziale. 2-0 in questo caso del Veneto, che stiamo ovviamente seguendo, 5-3 della Sardegna sulla Liguria, 6-3 del Molise sulla Sicilia nelle gare disputate ieri. Chiaramente 1-1 tra Sardegna e Molise, 4-1 della Liguria sulla Sicilia, 2-1 invece della Calabria padrona di casa sulla Lombardia, 0-0 tra Trento e Puglia per completare il quadro di questa seconda giornata del TDR femminile. Lancia in profondità per Carabba, che deve destreggiarsi sul pressing della numero 2 avversario, sia Primolan. Fallo laterale quando mancano 4:51 al termine. Basagni, Tesi, fermata in fallo laterale. Lancia in profondità cercando ancora Erika Tesi, che viene ostacolata e chiusa in fallo laterale. La sporcatura di Bergozza per poco non vale un contropiede o comunque
non mette i brividi alla retroguardia toscana, comunque salvata da Martina Luongo. Chiaro che ora la Toscana potrebbe anche rischiare la mossa del quinto di movimento per risalire la china. Arrivati a questo punto c'è davvero poco da perdere, considerata anche la classifica che sta maturando. Ora Tesi si accentra, lascia l'incarico a Carabba che prova a destreggiarsi. Tesi sul primo palo, trova la chiusura di Pilloni. Alla battuta Tesi, Carabba, poi ancora Tesi sul primo palo, ancora attentissima Pilloni, possibilità di contropiede per il Veneto, doppio scambio, triplo scambio tra Bergozza e Anna Pandolfo, davvero efficace questa serie di scambi oltre che elegantissima. Basso viene ostacolata e dunque possibilità per Tesi che con un colpo da biliardo batte Francesca Pilloni. 2 gol in 2 partite anche per la giovanissima Erika Tesi, classe 2003, e dunque si riapre tutto alla Pala Cosenza con un gol di pregevole fattura, c'è da sottolinearlo. Una ripartenza ben condotta dalla Toscana, rimette tutto in gioco a 3:44 dal termine. Primolan dalla libera, ancora Primolan, non ce n'è profondità, chiusura provvisoria e ora possibilità di 1 contro 1, stoppata sulla nascere. Basagni, Tesi, fa sentire anche il coro dei tifosi toscani, ora arrivati in massa con lieve ritardo ma comunque presentissimi. Qui alla Pala Cosenza sbaglia in questo caso la Toscana, che viene graziata con Valente che trova la deviazione di Luongo. Basso, mancano ancora 3 minuti e 03 in risposta a Jacopo Pog. Lenzi, la chiusura del Veneto che con Valente rischia di segnare la terza rete, reclama per una deviazione e la ottiene. Ora palla per Dalla Libera e ancora Luongo con la gamba destra sventa la minaccia. Restano 2 minuti e 45 secondi da giocare. Lancia in profondità, Carabba, poi la possibilità per Basso che viene però chiusa e dunque Carabba si allarga sull'out di sinistra, il campo finisce, la rimessa a favore per il Veneto. Bisogna ripulire il parquet da una chiazza di sudore che ovviamente potrebbe causare dei problemi alle atlete in campo, dunque meglio prevenire che curare, per così dire. Lancia in profondità per Basso, eccessivamente profondo e fuori misura. Intanto lo scavetto da parte di Basso che arriva più partito in lungo, reclama per una strattonata che non viene concessa. Tesi viene trattenuta, sarà Dalla Libera, cartellino giallo per Erika Tesi, prima ammonita nelle fila della Toscana. Due minuti e 06 ancora da giocare. Valente, Dalla Libera, Primolan, scambiano la 2 e la 4.
Ancora Primolan al limite della propria area, lancia in profondità per basso, eccessivamente lungo, fuori misura. Martina Longo può dunque andare alla rimessa. Colpo di testa di Tesi, a cui viene restituito il pallone. Calcio di punizione a 1:40 dal termine, ed è il quinto fallo commesso dal Veneto, che dunque dovrà prestare grande attenzione di qui in avanti. Calcio di punizione per la Toscana. Va in porta direttamente Claudia Basagni, centrando l'esterno della rete. Primolan lancia in profondità completamente scriteriato, senza possibilità di servire alcuna compagna, purtroppo. Ora Basagni si invola sull'out di sinistra, mette al centro per Carabba, che non trova il modo di calciare. Chiara Dia, pressata da due calciatrici che alla fine le espropriano il possesso. Carabba, 1 contro 1 con Primolan, si allarga eccessivamente, il campo finisce, la rimessa per il Veneto a 1:11 dal termine del match. Primolan, ancora una rimessa per la Toscana, butta via il pallone Primolan per non rischiare. 2 secondi. Fallo laterale ancora per la Toscana, 1:01 al termine del match, ultimi 60 secondi che iniziano adesso. Chiara Dia all'inseguimento del pallone, che però è a beneficio della Toscana, chiaramente. Recupera il pallone basso sulle pressing di Carabba, lottano le due calciatrici come due gladiatori. Alla fine Chiara Dia allarga nella zona di basso, tiene in vita il pallone, deve destreggiarsi, alla fine si divincola in maniera regolare, la porta addirittura all'altezza del calcio d'angolo, che ottiene una rimessa laterale preziosissima. Ha fatto trascorrere metà dell'ultimo minuto il Veneto con la gestione del pallone lontano dalla propria porta. Chiara Dia, Primolan, Valente, ancora Chiara Dia, può dettare nel triangolo alla numero 11 e probabilmente è game, set e match con la doppietta di Anna Valente, che a 21 secondi dal termine sigilla il successo della formazione di Bruno Giorgio Carlos. 3-1 per il Veneto, con uno scambio supersonico a gran velocità tra Chiara Dia e Valente. Il futsal dei sogni in scena qui alla Pala Cosenza per la rete del 3-1, che probabilmente ipoteca, se non chiude, i conti qui alla Pala Ferraro, Pala Cosenza, che dir si voglia. Intanto occhio però a Carabba, che arriva a tu per tu con Pignoni, e Chiara Dia fa anche egregiamente il proprio in fase difensiva. Palla al centro, possibilità di contropiede a 7 secondi dal termine. All'inseguimento del pallone Rebecca Lenzi, restano 4 secondi ancora da giocare e il successo è ormai stato acquisito per quanto riguarda il Veneto. Resta solo da far scorrere questi ultimi secondi di gioco, e finisce in questo momento alla Pala Cosenza 6 punti su 6 per il Veneto di Mister Carlos, che può esultare
con tutti i propri effettivi, abbraccio collettivo per queste magnifiche ragazze, le campionesse in carica, le leonesse, testimoniano di avere ancora tanta fame in questo PDR ed esaltano in questo momento con un grande applauso e con tanta estasi il pubblico di Fede Veneta. Un applauso comunque va fatto anche alla Toscana per quanto prodotto in campo. Ora il saluto a tutti i qui presenti alle Pala Cosenza delle due formazioni. 3-1 per il Veneto. Ricapitoliamo rapidamente il conto dei marcatori: doppietta di Anna Valente che ha aperto e chiuso i conti, rete di Beatrice Primolan per il momentaneo 2-0, a nulla è servito la rete di Erika Tesi per la Toscana. Ci prendiamo un piccolo istante di pausa e ci rivedremo tra pochi istanti con le interviste post match. Ok, siamo in diretta. E allora, amici appassionati di grande futsal, siamo qui al termine di questo match che il Veneto, come avete visto tutti, si è aggiudicato per 3-1 su un'ottima Toscana, e siamo qui con il condottiero delle ragazze campionesse in carica, ovvero Bruno Giorgio Carlos, il mister che tanto sta facendo bene in questo torneo. E a tal proposito, mister, le chiederei subito come si commenta una situazione del genere che vede appunto 6 punti su 6, insomma una situazione piuttosto rosea in vista dell'ultima giornata. Sì, intanto grazie, penso che le ragazze stanno dando il meglio di sé, c'è una buona quadratura, pian piano stiamo diventando squadra, perché il rischio in queste manifestazioni è come se fosse una nazionale, hai giocatori e giocatrici una volta di qua, una volta di là, e farle diventare squadra. Penso che lo stiamo diventando. A proposito dello spirito di squadra, dello spirito di collettività che contraddistingue questa squadra, abbiamo vissuto l'intero viaggio fino qui in Calabria con queste splendide ragazze che hanno intonato cori lungo tutto l'arco del viaggio, insomma da Marghera fino qui a Cosenza. Insomma è un grande segnale, insomma è il segno appunto che la collettività, lo spirito di gruppo si è andato davvero a creare in poco tempo, anche grazie al lavoro che c'è stato sul campo e fuori. Sì, sicuramente, questo è da rimarcare, da sottolineare, perché le ragazze subito hanno fatto gruppo fuori dal campo e, come dicevo prima, adesso stiamo diventando anche dentro il campo. Adesso c'è un'ultima partita da giocare domani contro il Lazio, una partita ovviamente da non fallire. Il Lazio che ha vinto quest'oggi la propria gara con Bolzano. Come si inquadra il match di domani e come si affronta in generale? Si affronta come abbiamo affrontato tutte le partite, con grande entusiasmo, con grande spirito di vincere, perché questo è il mio spirito, è quello che deve essere delle ragazze, e lo stanno dimostrando
che è così. Grazie mille a Bruno Giorgio Carlos per essere stato in nostra compagnia, facciamo ancora tanti complimenti al mister della rappresentativa femminile che elogiamo ancora una volta per essersi ben disimpegnata anche quest'oggi. È davvero tutto, amici appassionati di futsal, per il collegamento odierno, è stato davvero un piacere raccontarvi questo splendido match. Ringraziamo in particolare il caro Andrea Di Giambattista per il lavoro al coordinamento tecnico e alle riprese. Qui da Cosenza, dalla Pala Cosenzia, da Marco Marra è tutto, un saluto, alla prossima!